E ho la possibilità di annunciare che dopo 5 raccolte firme siamo arrivati a quasi 400 firme per dire no al protocollo d'intesa sui passaggi a livello. Per noi rimane una grande bugia ed una grande presa in giro e quindi invitiamo tutti, anche ovviamente la redazione, i colleghi, ad una festa di quartiere sabato 9 novembre alle 11:30 per dire no a questo protocollo e soprattutto basta a questa vita dentro la quale i passaggi a livello scandiscono le ore del giorno e della notte. Non ne possiamo più. Da una parte io capisco i cittadini che hanno questo passaggio a livello, che hanno problematiche, che devono aspettare ulteriori anni, quindi io capisco questo disagio. Dall'altra c'è invece un discorso di potenziamento della capacità, c'è un potenziamento del trasporto merci che è molto importante anche a livello economico perché collega Udine con l'Adriatico Baltico e con il Mediterraneo. Smog, inquinamento, traffico, mobilità. E sempre più spesso noi assistiamo, come l'altra settimana, a ambulanze, automediche che arrivano a tutta velocità, dopodiché trovano i passaggi a livello bloccati. Voi ditemi se questa è una città moderna del 2024. C'è finalmente però un cronoprogramma, cioè finalmente hanno messo delle date, speriamo che queste date vengano rispettate. Non dimentichiamo che non c'è solo la Regione o il Comune di Udine, ma c'è anche RFI. Anche RFI deve rispettare i patti, diciamo, le date fissate. Colgo da qui l'opportunità per invitare la dottoressa Mirante. La invito il 9 novembre nella zona dei passaggi a livello di via Buttero.